Bentrovati telespettatori di Telerente 7 Gold, canale 17 del digitale terrestre, la puntata del mercoledì con penalty ore 13, puntata dedicata interamente al campionato di Serie D e al campionato di eccellenza. Ospite della nostra puntata, mister Filippo Raciti, allenatore del Ragusa Calcio. Devo dire che quest'anno già il primo obiettivo è stato raggiunto, cioè la Coppa. Adesso state lavorando praticamente per portare in porto questo campionato di eccellenza che è stato un po' ingarbugliato nella parte iniziale, però poi siete venuti alla distanza con grandissime soddisfazioni. Sì, va bene, diciamo che è ingarbugliato all'inizio perché si sa, all'inizio tutte le squadre hanno un'ambizione, tutte hanno diciamo, degli obiettivi importanti e poi come ormai si sa, detto da tutti, noi non siamo partiti all'inizio con diciamo, i favori del pronostico. No? Si dice sempre così. Si dice sempre così, esatto, lo dicevano anche gli altri, quindi infatti, ce lo prendiamo tranquillamente. Benissimo. Poi sai, con tanto lavoro, con tanto entusiasmo, certo, con tanta voglia, con tanta veramente anche fame di arrivare. La piazza vuole. La piazza vuole, la piazza è una piazza esigente, quindi sei obbligato bene o male a metterla tutta, diciamo. È vero, però è vero. Dai, siamo adesso contenti. mancano 3 partite alla fine. Sì. Praticamente siete quasi matematicamente promossi in Serie D, però c'è questo scoglio di domenica con la Nebros che va evidenziato con molta attenzione. Sì, ma guarda, tanti dicono, bene o male, sai, non essendoci le retrocessioni, forse tante squadre hanno un po' mollato mentalmente. Attenzione perché arriva la capolista però. Io ti dico, non solo la capolista, però arriva, sai, quella squadra che facendo gli scongiuri in questo momento è imbattuta, quindi sai, subentra nelle squadre avversarie quella voglia di magari di vincere, no? Vero, di togliere diciamo, questa imbattibilità, quindi gare facili non ce ne sono mai state. Oggi aggiungiamo magari questa cosa in più per le società che bene o male oggi sai, non hanno raggiunto i loro obiettivi, quindi sono in una situazione di classifica tranquilla e andiamo ogni domenica ovviamente a giocarci gare vere e gare sentite. È vero, è vero. Hai seguito anche indirettamente un po' il campionato di Serie D? Sì. Ovvio. Certamente, no? Sì, sì. Ti piace questo percorso del Città di Acireale, volendo della Rivelazione Paternò? Guarda, Acireale credo che mancano delle partite, no, da giocare, sì, quindi può rientrare nei punti. Assolutamente, recuperando le partite. Poi recuperando le partite può rientrare nel gruppone diciamo, di testa. Paternò credo che per ambiente, per società e per competenza sia del direttore che del mister, credo che ha fatto veramente un campionato incredibile oggi. Però, sai, ho sentito magari, ho letto alcuni tifosi che si lamentano sul discorso delle partite, delle perdite, diciamo, delle ultime partite, però io dico che ci può anche stare. Ci può stare, veramente. Paternò ha fatto veramente un campionato incredibile. Incredibile. Pertanto a questo punto partiamo subito con il nostro programma e partiamo con il campionato di Serie D. Domenica si è giocata la 10ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Cavese 1919 batte Licata 3-0, Città di Sant'Agata batte Biancavilla 4-0, Cittanova batte Giarre 1946 3-1, la Mezza Terme batte Portici 1906 3-2, Rinviata Trapani Troina, San Luca batte Paternò 2-0, Real Aversa 1925 Gelbison 0-0 ed infine Rende che perde in casa contro il Santa Maria Cilento per 1-0. Rinviata anche la partita Città di Acireale Castrovillari che verrà recuperata il giorno 20 di aprile. Ha riposato come turno settimanale la San Cataldese. Guardiamo adesso la classifica.
passo falso della Gelbison, pertanto si avvicina sempre di più la possibilità che negli scontri diretti la classifica possa subire notevoli cambiamenti. Guardiamo in testa appunto la squadra di Esposito con 61 punti, 59 la Cavese 1919, con 55 l'FC Lamezia Terme, 53 il Città di Aciriale, con 45 Città di Sant'Agata, con 44 il Paternò, 42 punti il Cittanova, 38 Santa Maria Cilento, 36 punti Real Aversa 1925, con 34 il Licata, 33 punti per Trapani, San Luca e Portici 1906, 29 punti San Cataldese, 23 Rende Calcio e Castrovillari, 21 punti Giarre 1946, 16 punti per il Troina con 6 punti di penalizzazione, chiude la classifica il Biancavilla con 13 punti. Si ritorna in campo domani per quanto riguarda il campionato di Serie D, guardiamo il tabellino degli incontri. Biancavilla Trapani, Castrovillari Rende Calcio, FC Lamezia Terme Paternò, Gelbison Città di Sant'Agata, Giarre 1946 San Cataldese, Licata Cittanova, Portici 1906 Cavese 1919, San Luca Città di Aciriale, Troina Santa Maria Cilento, riposerà il Real Aversa 1925. E partiamo subito con questa Cavese che liquida con un perentorio 3-0 il Licata, che certamente non ha più nulla da chiedere al campionato, però la sua partita giustamente, Romano è una persona doc, se l'è andata a giocare in un campo sempre molto difficile, quello di Cava. Cava diciamo, fa parte per quei blasoni dove in questa categoria forse per pubblico, per storia non è che c'entra tantissimo. Tra l'altro, ovviamente andare lì è sempre complicato, no? Specie in una situazione del genere dove la Cavese sta giocando il primo posto. Si sta giocando il primo posto con buone possibilità, perché è chiaro che i risultati positivi quando arrivano alimentano determinazione, convinzione. Esatto. E poi tra l'altro c'è anche da dire, c'è un gruppo che fa parte oggi della Cavese che è un gruppo abituato a vincere. È vero, Quindi, è un gruppo vincente. Un gruppo vincente che già comunque ha delle esperienze giocando in passato insieme. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, la vittoria appunto della Cavese 1919 3-0 contro il Licata. Giunti alla 29esima giornata nel campionato di Serie D, nell'ultimo turno la formazione di mister Pippo Romano non è scesa in campo, rinvio della sfida contro il Giarre. La Cavese di mister Troise invece ha vinto di misura sul campo del San Luca, tenendo aperto il discorso in vetta alla classifica. Il film del primo tempo si apre dopo 2 minuti, Banegas cerca Allegretti, girata di testa che si spegne di un niente al lato. Al quarto ancora una volta i padroni di casa fanno capire le proprie intenzioni, allontana la difesa delicata in corner proprio dall'angolo che ne segue, arriva la deviazione vincente dopo un batti e ribatti e quella del vantaggio della Cavese in gol con Diego Allegretti. Sono passati 5 minuti e il Licata è costretto a inseguire, ma prova subito a riorganizzarsi con Samaghe, tentativo da posizione molto complicata che si perde sul fondo al 15esimo, sempre Samaghe stavolta tra le braccia di Anatrella. Arriviamo fino al 22, si rivede in zona offensiva la Cavese, Allegretti mette dietro per Bacio Terracino dopo aver vinto un contrasto, il tentativo dal limite dell'area dopo una finta, il portiere Truppo viene ingannato alla traiettoria dopo la deviazione, lo salva però il Legno. Al 29esimo continua il pressing locale col tentativo in area di rigore, c'è un velo per una prima chance respinta dalla difesa licatese, poi alla fine in area di rigore Bacio Terracino prova la girata, il pallone si spegne al lato. Al 39esimo recupera palla alla Cavese sull'offensiva, sul primo palleggio delicata, ancora una volta a insidiare la porta di Truppo, stavolta è Palma che entra in area di rigore, cerca il destro, non trova però l'incrocio dei pali, termina così il primo tempo, Cavese in vantaggio dopo 5 minuti col gol di Allegretti e subito avanti. Nella ripresa ancora Peppe Palma, tentativo di incornata che sfiora solamente il palo. Al 52esimo Allegretti serve il compagno che si fa però anticipare da Orlando, il break delicata si conclude con la chance dalla distanza che però non inganna l'estremo difensore Anatrella. Siamo al minuto 55, delicata rimane in 10 uomini, vediamo quello che
succede? Brunetti qui sembra anticipare l'avversario, poi arriva sul secondo, lo travolge così per il direttore di gara. Ci sono gli estremi per il cartellino rosso che viene sventolato al calciatore di mister Romano e dunque inferiorità numerica per i siciliani. Prova subito ad approfittarne la Cavese, azione di calcio d'angolo, gran conclusione di Lomasto che viene interrotta dall'intervento da parte di Truppo. Arriviamo al 60, Banegas, conclusione al lato. Solo i padroni di casa in zona offensiva, scorrono altri 5 minuti e Corigliano che riceve il pallone, prova l'1 contro 1, cerca il destro a giro e trova incredibilmente solamente il legno. Meriterebbe il gol del 2-0 la Cavese e adesso è prontamente arriva al minuto 69 il pallone per Bacio Terracino che fredda Truppo da buona posizione. Il suo sinistro infatti si insacca il rete ingannando il portiere del Licata che viene colto in controtempo. 2-0 della Cavese che sembra aver ipotecato il risultato quando mancano ormai 21 minuti al triplice fischio. Arriviamo al 75esimo, discesa dalla destra ancora della Cavese, poi il pallone per Ciro Foggia, l'ex Messina in area di rigore, va Lairone, va Foggia, fa 3-0 e la Cavese mette KO definitivamente il Licata. Al 90esimo la formazione di mister Romano cerca l'ultima offensiva, Rubino dalla lunga distanza non inquadra però lo specchio della porta. Triplice fischio allora tra Cavese e Licata, vincono i padroni di casa, una vittoria importante che permette di rosicchiare 2 punti alla Gelbison, fermata in data odierna dal pareggio, finisce 3-0. Un cordiale saluto e alla prossima. Con Filippo Raciti, allenatore del Ragusa Calcio, voglio parlare del Giarre. Ahimè, torna da Cittanova con una sconfitta, nulla ancora è perduto, però abbiamo visto la partita, il Giarre effettivamente meritava qualche cosina di più, questo ci fa ben sperare nei prossimi incontri. Attenzione, Cittanova con grande merito comunque ha portato via 3 punti, forse un po' esageratamente, il pareggio secondo me sarebbe stato quantomeno più veritiero. Ma tantissime partite il Giare ovviamente non meritava di perdere, questo c'è da dirlo, perché le gare le vediamo tutte, anche gli highlights stesse durante le domeniche e i lunedì, quindi vediamo che tantissime partite veramente non meritava la sconfitta, poteva fare dei punti. Ovviamente oltre magari non la partenza brillante, si ci mette adesso magari un po' di sfortuna, però credo che sia il mister che il direttore, la società hanno veramente tutte le carte in regola per lavorare in maniera tranquilla, anche se il momento non è un momento molto tranquillo perché siamo quasi sul finale di campionato. Certo, però ogni partita è pesante. È pesante, però loro hanno l'esperienza, Gaspare su tutti. Sì, e hanno la costanza di aspettare magari, sai, quei momenti diciamo più belli e andare a cavalcare quell'onda. Adesso domani giocheranno una partita difficilissima ed impegnativa proprio in prospettiva classifica, quella con la San Cataldese, quasi uno scontro diretto. Quasi uno scontro diretto, squadre affamate di punti, squadre che devono fare dei punti. Credo che sarà una bella partita. Sì, ma tutte le gare, veramente il Giare forse non, anche se i risultati non hanno accompagnati, però c'è tutto, c'è gioco, c'è tutto. Tra l'altro domenica è ritornato di nuovo in gol Antonio Cannavò, forse è proprio mancato Antonio Cannavò nel momento cruciale della stagione. Però sai, quando le cose non vanno bene, non è solo Antonio Cannavò, certo. Diciamo che sono un po' tutti che subiscono questo andamento, però credo che, ti ripeto, basta una scintilla, basta una situazione positiva per far tornare il sereno. Complimenti a Di Gaetano perché il Cittanova quest'anno ha un po' sbalordito e piazzato benissimo in classifica, sarà difficile agganciare i playoff, però rimane comunque una stagione, non dico da incorniciare, però da dire è una stagione positiva. Positivissima, squadra giovane, mister preparatissimo, è vero, lo conosciamo squadra bene. Giocatori giovani ma giocatori affamati, giocatori che vogliono fare bene, quindi credo che per un mister competente al massimo come il mister Di Gaetano credo che sia veramente la situazione migliore. È vero. Guardiamoci gli highlights. Cittanova batte Giarre 1946 3-1. Le squadre sono scese in campo in questo momento, guidate dalla terna arbitrale, stanno per schierarsi al centro del campo per il tradizionale saluto e quindi sarà tutto pronto per dare l'avvio a questo incontro. Eccoci, partiti. Giuffrida si fa dare palla, lungolinea, bellissimo, e tiro
tiro di prima ottimo, bellissima l'azione, Agudat. Palla verso l'interno dell'area, libera la difesa e poi da lontano traversa clamorosa. E Bonanno che batte, palla in area, corso al limite, tiro a giro non molto forte. Cianci al centro del campo, controlla in sicurezza. Musso tra Ielo e Biondo, palla verso Arcidiacono solo davanti al portiere. Biondo su Savasta, Savasta al limite, si aggiusta il tiro, Savasta, bella parata di Giannini anche se non molto difficile. Cianci manca l'intervento, poi la difesa ancora, Arcidiacono al limite dell'area, Bonanno per Savasta, Savasta nell'area di rigore, Bonanno ancora, bellissimo diagonale di Bonanno di prima, sfiora il palo alla sinistra di Giannini, corso per De Leonardis ha spazio, sulla sinistra per Gaudio, cross al centro, Bonanno la spizza ed è gol di Tommaso Bonanno. Tiro a rientrare direttamente in porta, ancora Giannini attento, rigore, cross innocuo, diciamo non particolarmente pericoloso, colpito il braccio di Corso contro Bruno, l'arbitro ha fischiato, Cannavò, gol con qualche rischio, palla sotto la traversa, 1-1. Ancora Anastasio, tiro verso i pali di Bruno, Petrucci controlla, torna indietro, si fa toccare da Arcidiacono e Giuffrida, perde palle e poi Mudasiru recupera, De Leonardis per Petrucci ancora, Petrucci ha battuto, rigore. Petrucci ha battuto inizialmente aveva lasciato il vantaggio l'arbitro, ma il fallo è apparso netto. Bonanno, niente da fare per Giannini che aveva anche intuito, doppietta per Bonanno ed è gol. Bonanno allo spirare della partita si porta a casa il pallone, tripletta di Bonanno, triplice fischio, Cittanova 3, Giarre 1. Secondo me il Giarre è una squadra di valore che probabilmente non merita questa posizione in classifica. E penso che la partita sia stata combattuta, sia stata giocata da entrambe le squadre bene per provare a vincerla. Poi siamo stati forse un tantino più bravi a portarla a casa noi. Siamo sempre qui a ripetere forse sempre le stesse cose, no? Quando diciamo che a prescindere da chi va in campo sono dei ragazzi che lavorando durante la settimana si applicano, quindi sanno quello che chiedo, sanno cosa occorre fare per cercare di mettere in pratica quello su cui lavoriamo, e quindi io sono contento quando sotto l'aspetto agonistico combattiamo con tutti. Il problema è che noi purtroppo, così come ho detto dopo la partita di Castrovillari, essendo una squadra giovane che probabilmente non è abituata a lavorare a certi ritmi, perché molti vengono dal settore giovanile, e probabilmente paghiamo questo, e quindi quella costanza che serve per questo tipo di campionato ancora purtroppo non riusciamo a mantenerla. Ci stiamo lavorando per farlo, quindi speriamo che col passare del tempo, con le belle giornate che spero arrivino quanto prima, possiamo dare continuità e un po' più di equilibrio a quello che stiamo facendo. Stiamo analizzando delle partite che poi secondo me non rispecchiano l'andamento. Io sono straconvinto che oggi la squadra ha disputato una delle migliori partite fuori casa, abbiamo avuto tante occasioni gol, secondo me il primo tempo dovevamo essere più cattivi nell'andare poi a chiudere le azioni, però
purtroppo c'è da dire questo. Per quello che riguarda poi il secondo tempo, siamo andati in svantaggio, abbiamo subito reagito e abbiamo raggiunto il pari strameritato. Poi obiettivamente non mi va mai di parlare degli arbitri, come ben sai, però accettare una decisione arbitrale al 40° del secondo tempo su un rigore letteralmente inventato mi sembra qualcosa di particolarmente pesante per quello che in questo momento è il nostro campionato. Però prendiamo, come ripeto, questa prestazione che secondo me è importante, e cerchiamo di andare avanti, perché già mercoledì abbiamo il turno infrasettimanale contro la San Cataldese. Siamo venuti qua con coraggio, con personalità, abbiamo schierato i 3 attaccanti perché avevamo come obiettivo quella di vincerla, come avevamo detto sabato dopo la rifinitura. Ci abbiamo provato, sicuramente non meritavamo di perdere, anche il pareggio secondo me ci andava stretto. Dobbiamo migliorare quello che è il nostro atteggiamento, la nostra cattiveria nel finalizzare le azioni. Dobbiamo per forza di cose essere positivi nel senso della prestazione, perché mercoledì abbiamo questa partita fondamentale per il nostro proseguo del campionato contro la San Cataldese in casa. Le partite al vertice saranno importantissime nelle prossime settimane. Oltre alla Cavese e la Gelbison, bisogna anche sottolineare la presenza dell'FC Lamezia Terme, che non è una presenza di poco conto, devo dire, no? Esatto, forse è una società che è uscita un po' tardi da questo campionato. Ha fatto una seconda campagna acquisti, esatto, che è servita a rilanciarla, però sì, qualche punto perso ad inizio stagione adesso è pesante nella sua classifica. È pesante a rimontare, diciamo, i punti persi, però credo che anche Lamezia, città, blasone, squadra e giocatori, credo che oggi sia veramente un buon progetto. Tra l'altro sottolineiamo che proprio la dirigenza è già pronta, volendo, forse più della Cavese e della Gelbison, per affrontare un campionato quale potrebbe essere quello del prossimo anno, quello di Lega Pro. Sì, ma già a dicembre con gli acquisti, con, diciamo, questo scatto lo hanno fatto capire, lo hanno fatto capire, esatto. Certamente bisogna vedere adesso gli scontri diretti che verranno, certo, nelle prossime settimane. Per intanto ci guardiamo il servizio. Lamezia Terme batte Portici 1906 3-2. Nella 29esima giornata di Serie D Girone I presso lo stadio Guido D'Ippolito, il Lamezia Terme batte 3-2 il Portici. Emergenza in difesa per mister Campilongo, il quale è costretto a schierare un'inedita coppia centrale composta da Miceli e dal 2003 Amendola. Partita che inizia subito con un buon ritmo e vari capovolgimenti di fronte, con i giallo-blu padroni del campo e ospiti che tentano comunque di giocare a viso aperto contro un avversario ben più blasonato. Dopo soli 5 minuti di gioco il Lamezia passa in vantaggio, splendido spunto personale di Bollino, tunnel ai danni di Stallone e filtranti in profondità per Pietro Terranova, che con il destro non lascia scampo al portiere Campani in uscita. Al 15° un intervento in chiusura di Tipaldi viene controllato con le mani da Lai. Per l'arbitro era un retropassaggio e assegna dunque una punizione a 2 in area di rigore. Dai 13 metri Maranzino segna col mancino, pareggiando il risultato. Al 20° scontro fra compagni in area di rigore. Ne alla peggio il portiere Sheper, costretto alla sostituzione. Nel primo minuto di recupero raddoppio della Lamezia Terme, cross di Umbaca dalla sinistra, colpo di testa di Terranova e poi tapin vincente di Mauro Bollino. Ottava rete in giallo-blu per l'attaccante siciliano che dedica il gol all'infortunato Sergio Sabatino. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 5° minuto della ripresa il Portici pareggia nuovamente con Silvestre che mette la palla in rete dopo una mischia in area di rigore. La reazione dei giallo-blu non si fa attendere. Recupero palla di Maimone, inserimento in area del numero 29 e cross sul secondo palo dove Alessandro Miceli, in proiezione offensiva, segna il definitivo gol vittoria. Nei minuti finali, buona iniziativa del neoentrato Rusescu che mette una bella palla al centro senza trovare però nessun compagno. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria giallo-blu. Lamezia al terzo posto, a sole 6 lunghezze dalla capolista Gelbison. Mercoledì 30 marzo, altra sfida al D'Ippolito. Il Lamezia Terme affronterà il Paternò. Abbiamo tanto parlato della Gelbison, parliamo proprio di questa Gelbison che pareggia contro il Real Aversa.
la stagione è lunga ed essere al primo posto e tu ne sai qualche cosa, un po' logora, bisogna sempre stare sul pezzo durante la settimana, e un campionato come quello di Serie D, che è veramente più lungo di quello dell'eccellenza, non è facile. Io credo che il merito forse di questa società è quello di riuscire a stare sempre più vicino ai propri giocatori e tenerli sempre sulla corda, però ci può stare anche che vai ad Aversa e pareggi. Ci può stare, sì, però parliamo sempre di gruppi importanti. La Gebilson come 11 credo che sia l'11 più importante quest'anno della Serie D. E quando hai, meno male, sai, un 11 del genere, abituato a determinate gare, abituato a determinati campionati. Però c'è la lunghezza del campionato che comunque logora. La lunghezza logora perché c'è gente abituata a questo campionato. E quindi sotto questo punto di vista pensi che dovrebbe passare il momento credo di sì. di relax Credo di sì. che la squadra sta affrontando? Credo assolutamente sì. Certamente, poi ricordiamoci che ci sarà lo scontro in casa della Ciriale, lì probabilmente capiremo bene. E là già bene. un pezzetto importante di campionato. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, pareggio tra Real Aversa e Gelbison 0-0. Benvenuti dallo stadio Bisceglia di Aversa per la 29esima giornata del girone I di Serie D per la sfida tra Real Agro Aversa e Gelbison. Partiti. Gagliardi, eccolo il numero 10, le finte di Gagliardi, può liberarsi al destro, Gagliardi, il tiro è deviato. La Monica va sul pallone, c'è anche Cavallo. Palla che arriva lì. Prende il tiro a giro! Palla fuori di poco. Il numero 7 va verso la porta d'Agostino, esce a vuoto! La palla che va fuori! Incredibilmente c'è stata la deviazione. Ambro, prepara il destro, Ambro, pericoloso. Palla fuori. Chianese, punta Marchetti, Chianese prova col destro. Chianese rientra sul destro. Ancora Chianese, il tiro. Esce debole. Fornito, prova il tiro dalla lunga distanza. Lombardo la controlla in tuffo. La palla arriva, Chianese, Chianese. La chiusura di Marchetti. Cross dentro. Va. La parata di Lombardo! La parata di Lombardo! Ambro con un tacco. Capardi ancora in possesso. Allarga tutto. Dove c'è Sparacello? Sparacello può puntare. Sparacello il tiro. Dribbling secco. Cavallo se la porta sul mancino. Ancora un tentativo. Chianese il tiro. D'Agostino. 0-0 allo stadio Bisceglia di Aversa tra il Real Agro Aversa, che ha fermato sul punteggio di 0-0 la capolista Gelbison. Sì, sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi oggi, perché tenere testa la prima in classifica non è così semplice. Loro squadra molto strutturata, squadra forte, che nell'arco del campionato aveva perso soltanto 2 partite con 18 vittorie, migliore di difesa e migliore attacco, quindi incontravamo una signora squadra, però allo stesso tempo devo dire che i ragazzi mi stanno dimostrando partita dopo partita che stanno maturando, i ragazzini che tutti dicono ad oggi con il lavoro, dal 2 agosto ad oggi con il lavoro stanno crescendo sempre di più, e quindi adesso possiamo dire che sono quasi maturi. Devo essere sincero, noi siamo tutti i giorni insieme al Presidente, quindi siamo partecipi di tutta la situazione. Pensiamo solo ed esclusivamente al campo, perché sono giovani e riesco a tenerli fuori, però allo stesso tempo c'è quel piccolo rammarico che è un peccato, perché si sta costruendo una cosa secondo me importante che basta poco per poter fare discorsi diversi. Quindi il mio è più un augurio, è più cerco che ci possa essere una possibilità di poter fare continuare il calcio ad Aversa con il Presidente Pellegrino. Per chiudere il discorso riguardante il campionato di Serie D, poc'anzi ho accennato del Città di Aciriale. Che stagione è stata secondo te quella della Aciriale? Ma dire la classica stagione no, perché quest'anno abbiamo visto qualcosina in più, forse anche a livello societario. Poi ovviamente, come ho detto prima, più equilibrio sia a livello societario e come squadra.
pure la Cireale l'anno scorso ha confermato il mister, quindi su un gruppo che già l'anno scorso bene o male ha amalgamato, quest'anno ha inserito quelle figure di spessore dove determinate gare, vedi le prossime gare, anche quella a casa della Gebison, possono veramente dire che pasta è fatto la Cireale e dove può arrivare la Cireale. Io comunque sono positivo e vedo oggi una grande squadra. Tra l'altro un giocatore come Lodi non è che lo dai facilmente a tutti, no? Esatto. Se ce l'hai all'interno di un gruppo vuol dire esperienza, vuol dire guida. E vuol dire dai un segnale. Dai un segnale con Lodi dai un vuoi segnale. Fare un campionato da protagonista. Che non ti vuoi accontentare. Non hai preso un giocatore di categoria, hai preso un giocatore fuori da questa categoria. È vero, quindi è vero, anche è se vero. sì, acquisti il giocatore, però nel frattempo comunichi a tutti, dai un segnale che la Cireale non vuole accontentarsi. Insomma, da quello che stiamo capendo, questo campionato di Serie D quest'anno è veramente molto intenso, perché 4 squadre nelle zone altissime non si vedevano da parecchie stagioni. Un pronostico attualmente come pensi che possa finire questa stagione? Guarda, da siciliano e da ex, spero veramente nella Cireale che finalmente possa tornare di nuovo tra i professionisti. Però ovviamente sai, altri tipi di squadre come Gebison, Cavese lotteranno fino alla fine, quindi oggi è difficile dirlo, però tifiamo per le squadre siciliane. Dai. Tifiamo a Cireale, però la Cavese forse in questo momento è quella leggermente quella più in forma è quel gruppo abituato a stare insieme e a vincere. Che sono le credenziali poi per portare a casa il successo. Sono quelle cose un po' in più. È vero, è vero. Adesso parliamo subito del campionato di eccellenza e lo facciamo con il girone A. Dodicesima giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati di domenica. Profavara batte Parmonval 2-0, Acragas 2018 batte Mazzarese 2-1, Rinviata Dolce Onorio Marsala Casteltermini, Mazzara Calcio batte Monreale 3-1, Rinviata Enna Calcio Canicattì, pareggio tra Nis FC e Cus Palermo 0-0, Don Carlo Misilmeri batte Unitas Sciacca 3-0 ed infine Oratorio San Cile e San Giorgio batte Castellammare 3-1. Una classifica un po' dimezzata perché sono veramente tante le partite ancora da recuperare. In testa rimane il Canicattì che deve ancora comunque festeggiare la matematica certezza. Attualmente la squadra di Lillo Bonfatto è in vetta con 61 punti, con 56 l'Acragas 2018, con 50 la Don Carlo Misilmeri, 48 punti il Profavara, 44 Mazzarese.2, 43 Enna Calcio insieme all'Oratorio San Cile e San Giorgio, con 42 punti l'Unitas Sciacca, 38 punti per la Nis FC, 35 Mazzara Calcio, 34 Parmonval insieme al Castellammare, con 12 punti Casteltermini e Monreale, 11 punti Dolce Onorio Marsala, chiude la classifica il Cus Palermo con 9 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, guardiamo subito il tabellino degli incontri. Parmonval Acragas 2018, Cus Palermo Oratorio San Cile e San Giorgio, Canicattì Unitas Sciacca, Don Carlo Misilmeri Nis FC, Mazzarese.2 Enna Calcio, Castellammare Dolce Onorio Marsala, Casteltermini Mazzara Calcio ed infine Profavara Monreale. Se nel girone B il percorso del Ragusa Calcio è stato certamente brillante, possiamo dire anche lo stesso per il Canicattì, che probabilmente quest'anno ha individuato la stagione giusta per fare il salto di categoria. Che stagione è stata secondo te per il Canicattì di Lillo Bonfatto? Guarda, dire la più positiva negli ultimi anni no, perché anche gli altri anni ha fatto è vero, hanno delle anche vinto la stagioni Coppa. positive. Quest'anno è forse stata l'anno giusto, chiamiamolo. L'idea di avere anche investito su un allenatore che non aveva mai fatto questa categoria. Mi hanno parlato benissimo, una persona disponibile pure con i ragazzi, quindi sai, anche là hai gente che l'eccellenza l'ha vinta tantissime volte. Deve avere anche un certo carattere, no? Perché poi ti devi andare a confrontare negli spogliatoi. L'equilibrio giusto. Quando c'è equilibrio in tutto. Aiutato dalla società però, perché se la società non crede, la società, diciamo che ha tanti il anni primo a trovare difficoltà è l'allenatore. Esatto, ma la società diciamo che ha tanti anni che fa capire che vuole fare calcio in maniera seria. Al secondo posto abbiamo l'Acragas di Nicola Terranova che da un paio di settimane, insomma punti su punti, hanno rilanciato tutto il gruppo, complimenti a Terranova, un Acragas che poi
a questo punto fa anche paura nei playoff, no? Sì, diciamo che forse con l'avvento del mister ha cambiato marcia, questa squadra ha cambiato marcia. Ha fatto anche dei ritocchi giusti nella scorsa finestra di mercato, inserendo comunque giocatori che in questa categoria fanno la differenza. Certo. Vedi Pavic, vedi Angelo Strano, quindi sai, già su un'ottima base, sono riusciti a centrare quegli obiettivi, che magari quei giocatori che mancavano a livello tattico, e oggi l'Agragas credo che è una bella certezza. Si proietta in maniera veramente importante per i playoff. I complimenti li dobbiamo fare comunque anche alla Don Carlo Misilmeri di Utro, no? Perché credo che entrare nel novero delle squadre che possono ambire al passaggio di categoria non è mai facile. Il presidente ha fatto grossissimi investimenti, squadra secondo me di grande qualità, un allenatore di esperienza. Cosa è mancato per l'ultimo gradino secondo te? Forse la Don Carlo è stata la prima squadra che col mercato e con magari delle dichiarazioni ha fatto capire che questo campionato lo voleva vincere. Forse la troppa pressione di un ambiente non abituato a questo tipo di pressione per vincere il campionato, però credo che poi col mister un po' di equilibrio si è trovato all'interno della società. C'è sempre la carta playoff comunque, perché poi dopo i playoff, lo sai, sono un terno all'otto, quindi bisogna avere l'equilibrio giusto anche mentale. Là è tutto possibile, l'importante è arrivare là con la testa giusta, arrivare là non spensierati, però sai, con quella voglia, arrivare là con quella determinazione tale da poterti giocare tutte le gare. Giochiamo un po' a scacchi. Agragas, Don Carlo Misilmeri, potenzialmente finaliste dei playoff. È una partita che secondo me veramente bisogna giocarla a scacchi, perché sia da una parte che dall'altra la qualità tecnica è esagerata per la categoria. Per la categoria sì, però dobbiamo vedere pure chi gioca in casa e chi gioca fuori. Certo, in questo momento giocherebbe l'Agragas. Sono due piazze particolari, certo. Giocare ad Agrigento, giocare a Misilmeri, comunque sono delle situazioni tali dove non dico che parti avvantaggiato, però ma quasi. Ti agevola. Guardiamoci il servizio, vittoria importantissima addirittura a Sciacca della Don Carlo Misilmeri. La partita si è conclusa 3-0 per i ragazzi di Utro. La Don Carlo Misilmeri ritrova la vittoria. Dopo la sconfitta contro l'Agragas, la squadra di mister Sasa Utro ha vinto per 3-0 in casa dell'Unitas Sciacca, che non perdeva tra le mura amiche da dicembre ed era reduce da 4 vittorie di fila. Una sfida, quella del Luigi Gurrera, che regala emozioni sin dai primi minuti. È il settimo quando l'Unitas ha la prima chance del match. Calcio di punizione dalla sinistra di Tummiolo, il vento trae in inganno Zummo che mette in calcio d'angolo. Al 9° minuto il Misilmeri passa in vantaggio. Cross di Concaldi dalla destra, conclusione di Mendola dove Allegro si supera, la palla resta lì e Di Giuseppe insacca di testa, trovando il suo 8º gol stagionale. Da lì a poco il Misilmeri ha altre 2 chance. Prima ci prova Concaldi che salta D'Agata e va alla conclusione con il mancino che termina al lato. Poi Tiscione che con il suo destro non c'entra lo specchio della porta. Lo Sciacca torna a farsi vedere in avanti a metà del primo tempo con il colpo di testa di Licata che approfitta di un'incomprensione tra Zoom e Pellegrino. Palla al lato. Subito dopo il Misilmeri va vicino al raddoppio con il colpo di testa di Manfrè, ma la palla viene salvata sulla linea da Salvucci. Al 25° minuto ci prova poi Ciancimino di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, pallone che termina al lato. I ritmi calano nella seconda parte del primo tempo, ma il Misilmeri al momento giusto raddoppia. È il 35° minuto quando Di Giuseppe chiude una perfetta triangolazione con Colcialdi, doppietta per l'attaccante e 9° gol stagionale in campionato. Nel secondo tempo parte bene lo Sciacca, prima la punizione di Licata respinta da Zummo, poi il tentativo in acrobazia di Sant'Angelo su cross dalla destra che termina al lato senza impensierire il portiere della Don Carlo. Il primo tentativo del secondo tempo del Misilmeri arriva al 9° minuto con Di Giuseppe che sfiora la tripletta personale con un pallonetto che termina al lato. È solo l'antipasto del 3-0 siglato da Tiscione. Corta respinta di Allegro sul tiro del numero 4 che è il più lesto a ribadire in rete. Per Tiscione è l'8º gol stagionale. Da lì a poco anche Manfrè e Mendola cercano la via del gol, ma le loro conclusioni non impensieriscono il portiere dell'Unitas Sciacca.
Il Misilmeri dunque si limita a gestire il match nella parte finale, dove corre solo un rischio su un contropiede guidato da Messina che non è poi freddo sotto porta per battere Zummo. L'ultima chance del match è di Lucera, ma il suo tiro non crea problemi ad Allegro. Finisce 3-0 con il Misilmeri che sale a quota 50 punti in classifica. Chiudiamo dunque il discorso riguardante il girone A del campionato di eccellenza. Abbiamo capito che mister Raciti sottolinea che giocare in casa la finale playoff potrebbe essere quella, la svolta più importante, però è anche vero che poi ci sono anche tutte le altre che devono comunque perdere contro Akragas e Don Carlo Misilmeri, esatto. Enna Calcio o la stessa Pro Favara, che da un paio di settimane a questa parte, a parte insomma, la sconfitta della settimana scorsa, è in classifica, va sempre bene. La Pro Favara è stata, diciamo, la mina vacante di questo campionato del girone A, perché ha fatto capire che può perdere con chiunque ma può vincere con chiunque, quindi ha fatto anche prestazioni importanti quest'anno. Ovviamente non tralasciamo il discorso che l'Enna è una grande squadra, la Nizza stessa è formata da un ottimo 11, quindi anche se, diciamo, Akragas e Misilmeri oggi si trovano al secondo e al terzo posto, però non tralasciamo il discorso di qualche sorpresa, perché è gente che le sorprese li sa fare e li può fare. E adesso voltiamo pagina, perché dobbiamo parlare di questo girone B che vede protagonista assoluta il Ragusa Calcio. Un Ragusa che settimana dopo settimana, vittoria dopo vittoria, pareggio dopo pareggio, ha fatto capire che c'è molto equilibrio tattico e anche certamente un pizzico di fortuna che può servire, deve servire durante la stagione, no? Deve. Perché in alcune partite importanti puoi soffrire, ma se fai quel gol in più ti permette di vincere la partita e far capire che evidentemente anche dal punto di vista mentale è una squadra che non molla mai. No, questo credo che è il marchio di fabbrica quest'anno di questa squadra. E anche e soprattutto il tuo marchio di fabbrica, vabbè, perché io conosco un po' la tua tipologia di gioco. Quindi sai, anche la fortuna stessa, sì, va bene, la fortuna fino a un certo punto, certo, però già sono passate, diciamo, tantissime settimane. Non è fondamentale, però la fortuna non guasta mai. Non guasta mai. Credo che c'è tanto lavoro da parte dei ragazzi, veramente tanto interesse da parte dei ragazzi a fare bene, a giocarsi questo campionato fino alla fine, sai, poi subentrano tanti altri discorsi, anche ti toccano a livello anche mentale, perché all'inizio, sai, non parti con i favori del pronostico da parte, diciamo, degli addetti ai lavori, del campionato, sai, ti subentra un po' di rabbia, no? È vero. Quindi non vuoi far brutta figura e poi gara dopo gara capisci che puoi giocarti veramente qualcosa di importante, come credo che quest'anno abbiamo fatto. Guardiamo subito i risultati di domenica. Domenica si è giocata la 12ª giornata di ritorno. Carlentini batte Atletico Catania 4-0. Città di Viagrande batte Città di Taormina 1-0. Città di Siracusa batte Cicatena 3-0. Ragusa Calcio batte Santa Croce 2-0. Pareggio tra Real Siracusa Belvedere e Palazzolo. IGA 1946 batte Virtus Ispica 2020 6-0. Hanno riposato la Ionica FC e la Nebros. Guardando la classifica, conferma dunque per la squadra del Ragusa in testa con 61 punti, 57 IGA 1946, 56 Ionica FC con 40 punti, Nebros e Carlentini, 39 Città di Siracusa, con 34 Città di Taormina, 28 SC Palazzolo, 24 Real Siracusa Belvedere, 22 Virtus Ispica 2020, con 19 punti Città di Viagrande ed Acicatena, 15 punti per il Santa Croce, meno 2 per l'Atletico Catania. Una partita in più per Nebros, Carlentini, SC Palazzolo, Città di Viagrande, Acicatena e Santa Croce. Si ritorna in campo domenica con qualche scontro importante, non tanto per la vittoria finale di questo girone, ma anche forse per coordinare quella che sarà la griglia dei playoff. Le partite saranno Santa Croce Atletico Catania, Nebros Ragusa Calcio, Acicatena Real Siracusa Belvedere, Città di Siracusa IGE 1946, Ionica FC Virtus Ispica 2020, SC Palazzolo Città di Taormina, riposeranno Città di Viagrande e Carlentini.
Allora facciamo così, prima di parlare della tua bella squadra ci guardiamo gli highlights della vittoria contro il Santa Croce, con anche l'intervista di un ritrovato Alessandro Randis, e così poi abbiamo modo anche di capire quale sarà a questo punto il modo per portare punti via dal campo della Nebros, punti che saranno importantissimi probabilmente per la vittoria finale di questo girone. Pertanto guardiamoci subito gli highlights. Santa Croce che perde 2-0 proprio contro il Ragusa Calcio. È stata una bella partita, faccio i complimenti a Santa Croce, sono una bella squadra, non rispecchia la classifica che hanno, è stata una bella partita combattuta, abbiamo ottenuto i 3 punti che era quello che volevamo. Sì, mancava, il gol in casa mancava, il periodo buio diciamo che è passato. Dai. Tre finali, abbiamo altre 3 finali, la prima domenica. E cercheremo di dare sempre il massimo e raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo. Allora, questa gara sapevamo sin dall'inizio che era una gara tosta, una gara in cui si doveva combattere in tutto e per tutto per portare i 3 punti a casa. Ce l'abbiamo fatta con la nostra qualità, con la nostra rabbia che ci ha sempre contraddistinto, e portiamo questi 3 punti a casa fondamentali. Gara contro la Nebros non facile anche quella, puntiamo sempre sulla nostra voglia di vincere e andiamo lì con tanta voglia di andare in Serie D.
forza Ragusa, sempre. Partita importante contro la Nebros, che non ha nulla da chiedere ormai al campionato, però dovete giocare in un campo che è stato sin qui sempre molto difficile. Che partita sarà e come la stai preparando, se ce lo puoi svelare? C'è tantissimo da dire, da preparare a questo punto della stagione. Ovviamente la gara sarà una gara, credo, dura e tirata come sono state tutte le altre partite, ma ti ripeto, il discorso forse più sensato è che oggi qualsiasi avversario non vuole fare brutta figura e vuole fermarci. Questo ormai credo che è un dato di fatto da parte di tutti, anche vedendo un po' le interviste dall'altra parte, quindi vero, chiunque parla di imbattibilità, chiunque parla di vittoria contro di noi, quindi è giusto che andiamo preparati mentalmente, andiamo preparati fisicamente, perché sicuramente anche se sono le ultime 3 gare, ma nessuno credo che ci ha regalato niente in questo campionato, ci regalerà nulla per le finali, le ultime 3 gare. Certo. Allora, per chiudere questo girone e anche la tua ospitata qui a Penalty, apriamo appunto il discorso riguardante questo Ragusa Calcio. Ragusa fa parte sempre di quei blasoni, di quelle città dove il calcio l'ha fatto in maniera seria e in maniera importante. Quindi se tu non fai capire dall'inizio che la stagione che vuoi fare, la vuoi fare in maniera seria, no per vincere, attenzione, il pubblico, vedi, il pubblico, la Ragusa sportiva è abituata a lavorare in maniera seria, magari non gli interessa tantissimo il risultato come gli interessa magari la serietà della società. Quest'anno credo che negli ultimi 2 anni la società sta dimostrando di essere veramente una società forse di altre categorie ed è giusto che vada in altre categorie come organizzazione, come serietà e come ambizione. Quindi sai, quando bene o male il pubblico, i sportivi, i tifosi vedono che dall'altra parte c'è una società seria che la pensa come loro, è normale che poi il pubblico alla fine si avvicini. Anche perché poi un pubblico come Ragusa, capoluogo di provincia, aiuta in uno stadio a spingere l'11 titolare, no? Esatto, poi aiuta pure la provincia calcistica, perché prima parlavamo fuori onda che... Una provincia che si sta risvegliando. Sì, perché quando nel 2007-2008, quando ho iniziato il primo anno a giocare da calciatore, a fare parte del Ragusa Calcio, ricordo che c'erano squadre come Vittoria in Serie D, squadre importanti, Modica squadre importanti, Comiso, Scicli stesso in promozione, tantissime squadre, il Modica, tantissime squadre dove andavano a fare campionati in Serie D e campionati di eccellenza veramente importanti, quindi sai, risvegliare di nuovo questa provincia che è una provincia ricca, non è una cosa da poco conto. È vero, è vero. Filippo, la società il prossimo anno ha sicuramente l'obiettivo di quantomeno stabilizzarsi in una categoria che potrebbe essere la Serie D, promozione di scaramanzia, è giusto dire così, ma una Serie D dove probabilmente bisogna diventare poi protagonisti proprio perché la città lo vuole, o sbaglio? In questo momento intanto ci sono a giocare 3 partite. Lo so, infatti ho voluto fare questa precisazione. Quindi poi questi sono discorsi che si faranno non molto più avanti perché poi bisogna programmare subito. Perché anche il salto è un salto difficile, un salto complicato dove ha bisogno di tantissima organizzazione, a parte il discorso giocatori e tutto, però ha bisogno di un'organizzazione societaria e di una stabilizzazione, no? A livello proprio di calcio in una categoria, nella massima categoria dilettantissima. Filippo è pronto per la Serie D? Ma guarda, io sono pronto per... Che domanda che ti ho fatto! Perché ha bisogno, diciamo, nel senso perché vuole con me condividere magari, non so, annate... in questo momento ho avuto la fortuna di fare tantissime annate magari importanti, se poi ovviamente tutto dipende dalla società. Certo, poi mi hanno pure detto che hai uno staff ben amalgamato e questo proprio anche dal punto di vista tecnico è tantissimo. Guarda, questo è tantissimo e veramente sono felice, sono proprio dire onorato è poco, perché quando ogni giorno hai a che fare veramente con professionisti, pure se siamo in una categoria comunque dilettante, però sai, quando sei professionista in testa lo sei in qualsiasi categoria. Beh, abbiamo sempre detto che l'eccellenza qui in Sicilia non è proprio una categoria da dilettanti, perché avendo poche squadre in Lega Pro, il gradone viene ammortizzato molto dall'eccellenza e un po' anche dall'interregionale, ma l'eccellenza diventa proprio fulcro. D'altra parte quante capoluoghi di provincia ci sono? Esatto, però sai, anche nei professionisti a volte non trovi persone che
mentalmente sono professionisti. Questo è vero. Quindi sai, lavorare già con gente come Valerio Puma, che ormai da tantissimi anni è con me, Alessandro D'Antoni per il ruolo di preparatore dei portieri, Paolo Interlando per quanto riguarda i discorsi di preparazione atletica, sono persone comunque che lavorano veramente H24 e non smettono un secondo proprio di lavorare per i ragazzi. Da poco si è giunta pure Gabriele Tumino, che è un match analyst, quindi un ragazzo di 19 anni, giovanissimo, preparatissimo. Figura che sta diventando sempre importante anche nei dilettanti. Esatto, figura che diventa importantissima e veramente ti aiuta in tantissimo. Allora, per chiudere, un sogno, regalacelo. Qual è il tuo sogno? Ma il mio sogno... Da allenatore, tra l'altro insomma hai avuto un'esperienza in Portogallo, toccata e fuga, ma per scelta, perché poi ambientarsi, cambiare vita con la famiglia è sempre molto difficile. Ed intelligentemente tu hai preferito fermarti nel momento giusto e magari poi chissà ritornare con più esperienza, rivivere un'esperienza di quel genere. Con piacere, veramente, questo spero in futuro, però oggi se parliamo di sogno veramente intanto finire questo campionato nel miglior modo possibile, perché dopo diciamo il double di promozione, un altro double di eccellenza, non so. E ci metterei anche l'imbattibilità, dai. Vediamo, questa poi vediamo fino a fine anno, quindi non so chi l'ha realizzato, però credo che sia veramente per me una bella bellissima, accoppiata. e a parte sono contento veramente per i ragazzi che dal 2 agosto che lavorano in maniera incredibile. Bene, allora ringrazio la presenza di Filippo Raciti, allenatore del Ragusa Calcio, Grazie a cui Pietro, auguro è sempre un piacere. un grande in bocca al lupo per questa parte finale importantissima della stagione, con la promessa davanti alle nostre telecamere, che se tutto andrà per il verso giusto, incrociamo le dita, ospite fra 4 settimane precise. È sempre un piacere. Abbiamo dunque concluso la puntata odierna di Penalty ore 13, ringraziamo come al solito la presenza anche del nostro ospite, in questa puntata Filippo Raciti, allenatore del Ragusa Calcio. Noi ci vediamo domani puntuali alle ore 13 con una nuova puntata di Penalty ore 13 e domani riflettori puntati sul turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Appuntamento a domani! Tutti i risultati e tutte le immagini del turno infrasettimanale del campionato nazionale dilettanti. Vi aspetto a Penalty ore 13, giovedì a partire dalle ore 13 su Telerent 7 Gold. Non mancate!